Oltre 300 kg di marijuana è il maxi sequestro messo a segno dai finanzieri del GICO, gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata di Venezia. Le Fiamme Gialle erano al corrente che esisteva un flusso di partite di droga provenienti dal Trentino e diretto verso il Veneto che passava attraverso l'A4. Controlli costanti lungo la direttrice hanno condotto i militari del GICO sulle tracce di due albanesi, entrambi incensurati, che utilizzando un furgone e merce di copertura trasportavano ingenti quantitativi di stupefacenti, prelevandoli a Mori. Un blitz per coglierli in flagrante è scattato nei pressi di Verona e la perquisizione ha rivelato che dentro il furgone erano nascosti 30 kg di marijuana in cartoni contenenti lana di vetro, confezionati, compressi e sottovuoto in involucri di cellophane trasparente, con le modalità diffuse nel narcotraffico. Ma il volume d'affari della cellula di trafficanti era molto più elevato e i finanzieri hanno continuato ad indagare fino a risalire al basista del gruppo, un connazionale, anch'egli incensurato, che teneva a Trento un garage in affitto dove aveva allestito un laboratorio clandestino per il confezionamento della droga. Un secondo blitz ha portato alla scoperta di una scorta nascosta nel locale di ben 290 kg della sostanza stupefacente. L'intero carico avrebbe fruttato 3 milioni di euro.